Buongiorno a tutti ragazzi, domani ecco cosa ci aspetta, una giornata ragazzi davvero tranquillissima, quindi domani ragazzi possiamo stare tranquilli, non pioverà da nessuna parte, quindi come potete vedere tutta l'Italia è bella pulita, quindi questa è la proiezione domani mattina alle ore 12, ma pure alle 9 ragazzi era così, quindi non cambiava nulla, quindi ho già visto le altre proiezioni in tante ore, diciamo nelle varie ore, ogni 3 ore è sempre così, quindi non ci sarà nessuna perturbazione in nessuna parte, diciamo, dell'Italia. Quindi come potete vedere, vi alzo un po' il cellulare anche sul Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, dappertutto ragazzi, non ci sarà sulla Sicilia, Sardegna e nulla. Poi questa qui è quella per la sera, ragazzi, non è cambiato assolutamente nulla, quindi domani, diciamo in tutta l'Italia, ragazzi, sarà bel tempo, quindi dal nord al sud non ci sarà un po' di pioggia da nessuna parte, quindi le temperature giustamente saranno un po' più basse del solito, ma comunque non pioverà da nessuna parte, quindi non ci sta neve, non ci sta nulla, ragazzi, quindi domani una giornata davvero semplice. Quindi una giornata senza nuvole, sole, ragazzi. Quindi di certo non farà caldo, però è una giornata soleggiata, quindi non aspettatevi che piove da nessuna parte dell'Italia. Quindi perlomeno per diciamo domani, ragazzi, perché già per dopodomani sta arrivando una perturbazione. Quindi io già l'ho vista la perturbazione, però voglio aspettare giustamente a domani per vedere se veramente arriverà qui. Quindi in effetti la perturbazione sta arrivando da questo lato qui. Diciamo, non so se riesco a farla riprendere, eccola qui. Sul bordo questo qui, ragazzi. Questa qui, questa macchia blu arriverà fino a qui. Quindi però voglio aspettare, ragazzi, fino a domani, diciamo domani mattina faccio un'altra diretta per dopodomani, che dopodomani comunque porterà sicuramente temporali. Devo vedere solo la proiezione andava sul nord come sempre, però voglio aspettare perché potrebbe anche scendere di qua, quindi o sale di qua o scende di qua verso il centro. Mo dobbiamo attendere un pochino, quindi è ancora presto per dire arriverà questa perturbazione a nord, ma non domani, ripeto ragazzi. Quindi allora oggi è per il 27 ragazzi, no per domani 26. Quindi domani 26 novembre 2019 ragazzi sarà bel tempo ovunque. Dopodomani arriva il maltempo, non so dirvi precisamente dove. Questa nuvola qui arriverà sicuramente o qui al centro. Adesso io non lo so preciso perché può cambiare tutto in un momento, quindi la faccio domani questa un'altra diretta e vedremo lo spostamento delle nuvole. Quindi il 27 pioverà o al nord o al centro, questo è poco ma sicuro, quindi però sapete voglio essere più preciso, quindi è inutile dire arriverà pioggia al nord o al centro, quindi voglio essere più esatto, quindi domani ve lo dirò. Quindi o nord o centro, no? Adesso dobbiamo vedere come si sposta il maltempo, quindi maltempo che passerà dalla Francia, ragazzi, cioè da qui. Ma se scende, allora scende da Firenze in giù. Se invece sale, allora tipo da Ginevra, Milano, Torino, Lombardia e il nord in effetti. Quindi diciamo che passerà per Lione, per Ginevra, per Marsiglia, ecco, da questa zona qui. Quindi dobbiamo vedere se sale o se scende. Poi quando è domani vedremo meglio perché così diciamo il satellite sarà più sicuro perché quello, ripeto, è in tempo reale, quindi non voglio che vi dico adesso per 27 maltempo al nord e poi invece succede al centro. A sud è improbabile, quindi diciamo che a sud non arriverà questo maltempo, perlomeno il 27, quindi il 27 diciamo dobbiamo vedere tra nord e centro. Quindi vedremo poi dove arriverà. Vi auguro buon appetito a tutti ragazzi, tanto è orario 13:36 e ci sentiamo più tardi per qua 4 video.
buon appetito a tutti ragazzi, ciao.